Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Oggi, 22 ottobre, data molto importante per il Veneto, perché oggi sono 4 anni esatti da quello che è stato il referendum che ha portato moltissimi veneti a votare per chiedere l'autonomia, autonomia che non è ancora arrivata, autonomia di cui si parla molto ma che non sembra essere decisamente a portata di mano. Ne parliamo durante il telegiornale, ma ne parliamo soprattutto questa sera perché il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà ospite questa sera di Ferdinando Avarino, vice direttore della nostra informazione, in fascia serale, con una puntata speciale dedicata in primo luogo all'autonomia, ma anche a tutte le ricadute di quel che stiamo vivendo ormai da un anno e mezzo, quindi la situazione dell'emergenza coronavirus, l'economia del Veneto e ovviamente la faccenda dell'autonomia. Questo si lega anche al fatto che oggi è una settimana esatta che è entrato in vigore il Green Pass. Ne parliamo con i nostri giornalisti, ne parliamo nei nostri telegiornali di questa sera per capire se questa novità osteggiata anche in modo deciso da molte fasce della popolazione, da molte categorie, è ormai entrata a regime oppure se siamo ancora in difficoltà. C'è tanta cronaca, ci sono come sempre i collegamenti con i nostri giornalisti. Dovremmo anche riuscire a parlare con uno dei sindaci eletti nella recente tornata elettorale, quindi stiamo cercando di capire se riusciamo a metterci in contatto con lui per parlare anche di politica e di attualità, quindi come sempre politica, attualità, cronaca e tante notizie nel Focus TG. Abbiamo anche avvicinato il governatore Luca Zaia in una manifestazione che c'è stata a Padova questa mattina. Dovrebbe arrivare a brevissimo un'intervista in esclusiva di qualche minuto che ci ha rilasciato per parlare delle notizie, delle novità di oggi, ma vediamo quando arriverà. Allora, nel frattempo arriva anche una nota d'agenzia perché nel 4º anniversario del referendum dell'autonomia il deputato trevigiano della Lega Giuseppe Paolin ha depositato un'interrogazione nella quale ricorda al governo come appunto il 22 ottobre del 2017 oltre 2.200.000 veneti abbiano detto sì al quesito referendario e come a distanza di 4 anni tale richiesta popolare sia ancora inattuata. Il fatto grave, scrive il parlamentare, è che il governo prevede che la riforma del federalismo fiscale avvenga solo entro il primo quadrimestre del 2026, un tempo di attuazione che non si ritiene accettabile né per il Veneto e neppure per le altre 8 regioni che hanno chiesto l'ampliamento delle proprie competenze regionali. Si comincia a parlare di autonomia. Noi abbiamo parlato di autonomia con i bassanesi, in questo caso eravamo al mercato di Bassano per capire che cosa ne pensano le persone e gli abbiamo chiesto anche che correlazione ci può essere fra una maggiore autonomia per una regione e la gestione di un'emergenza come quella che stiamo vivendo. Sentite cosa ci hanno risposto. Lei, se il Veneto fosse stato autonomo, avrebbe gestito meglio la questione Green Pass, tamponi, Covid? Certo, come no, ci mancherebbe altro. Oltretutto ci stanno facendo una guerra uno contro l'altro. Anziché spargere un po' di amore verso le persone e convivere come tutte le religioni che ci sono, non ci sarebbe questo antagonismo così cattivo. Penso che sia la stessa cosa anche se fosse stato autonomo. Il problema non è l'autonomia, il problema è che la gente si sposta continuamente senza sapere il perché e per come. Non c'è più un'idea, un'ideologia, c'è a destra però, nella Lega e in Fratelli d'Italia. Se il Veneto fosse stata una regione autonoma, secondo lei, sarebbe stata gestita meglio la situazione tamponi, Green Pass, Covid? Senz'altro, perché i veneti sono bravi. Secondo me sarebbe cambiato poco, nel senso che il presidente della nostra regione, io credo che l'abbia gestita bene in Veneto, poi non parlo per le altre regioni. Ho perso un po' le speranze sinceramente per tante cose.
Non voglio essere polemica, ma comunque ci siamo capiti. Credo che sia una materia di competenza nazionale alla fine, quindi non penso fosse cambiato molto. Mi sembra che sia stata gestita con senno e quindi niente da dire. Andiamo avanti con le notizie, adesso ce ne arriva un'altra da Padova che ci avverte che non ci sarà domani il corteo per No Vax No Green Pass a Padova che stanno manifestando il sabato pomeriggio nel centro della città. A darne notizia il prefetto Raffaele Grassi dopo aver riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dopo un dialogo con gli organizzatori della manifestazione è stato stabilito che potranno stazionare in piazza Eremitani dalle 16 alle 20 tenendo i comizi. Non potranno però inscenare il corteo che ha caratterizzato le manifestazioni. Giornata difficile domani per l'ordine pubblico a Padova. All'università è previsto un convegno organizzato dall'associazione Padova Leggi a cui dovrebbero intervenire il ministro della giustizia e il ministro dell'interno Luciana Lamorgese. Quindi giornata domani abbastanza importante per Padova. Vedremo poi se arriveranno altre novità su queste notizie. C'è anche una notizia che ci arriva dalla Guardia di Finanza di Rovigo, perché le Fiamme Gialle hanno sequestrato quasi 17 tonnellate di merce elettrica di provenienza cinese trasportata in un tir con targa greca guidato da un cittadino greco fermato per un controllo lungo la Romea. Il materiale era contenuto in oltre 700 scatoloni per un totale di oltre 35.000 pezzi. Il carico, sdoganato in Grecia e diretto a Napoli, era sprovvisto di certificati dell'Unione Europea di conformità previsti dalle normative di settore. Controllando il documento di trasporto esibito al conducente sono emerse anche altre irregolarità, fra cui l'assenza del destinatario della merce, un generico indirizzo non riconducibile ad alcuna azienda. La spedizione era di una società gestita da cittadini cinesi con sede in provincia di Roma, apparentemente inattiva. Il carico è stato sottoposto a un controllo analitico da parte delle Fiamme Gialle e c'erano almeno microcellulari dual SIM noti come citofoni, spesso introdotti clandestinamente nelle carceri per favorire i contatti dei detenuti con l'esterno, oppure usate sulle piazze dello spazio. Poi elettrodomestici, sistemi di illuminazione, luci di Natale, catene luminose, mini localizzatori GPS, borse dell'acqua calda elettriche e fornetti da manicure. L'intero carico è stato sequestrato in via amministrativa. Vedremo. C'è anche un'importante operazione della Guardia di Finanza in provincia di Treviso, ma ce ne parla poi Christian Arboit, perché sono stati pescati dei cosiddetti furbetti. Vediamo poi, perché è un po' più complicata di così. Adesso ripartiamo da zero, ricominciamo a parlare di manifestazioni di Green Pass. Vediamo l'effetto Trieste, cosa sta portando in Veneto. Il servizio che vediamo ora è il servizio sulla Ganai Piovesana. Io spero veramente che ci sia un senso di responsabilità in questo caso e protestare è giusto, protestare è lecito, niente da dire, ma che venga fatto nei giusti termini senza insomma esagerare in questo caso e creare effettivamente veri e propri disordini. Così la vicepresidente nazionale di Confindustria, la trevigiana Maria Cristina Piovesana, guarda le manifestazioni promosse nel fine settimana in tutto il Veneto dal fronte No Green Pass. L'attenzione e le preoccupazioni sono tutte su Trieste, dove sono attesi 20.000 manifestanti, ma eventi collaterali sono previsti in tante altre piazze, elenco che si sta allungando di ora in ora da Belluno a Treviso, passando per Bassano, Rovigo, Padova, ma le motivazioni di questa onda di protesta, dice il virologo Pregliasco, sono diverse dalle ragioni della scienza, anzi incompatibili. Io credo che ciò che si sta vedendo in Inghilterra, in Russia, in altre nazioni, faccia vedere oggettivamente che siamo ancora in mezzo a una situazione non piacevole. Fronte No Green Pass che resta comunque minoritario dentro le fabbriche del Veneto, dove la produzione, trainata da una fase di crescita, continua. Direi insomma che vedo che le cose stanno andando nella giusta direzione, nel senso che oggi c'è un controllo e le aziende al momento non si sono fermate. A reggere l'onda d'urto anche il settore pubblico, con la vistosa eccezione di trasporti. A Treviso è ancora in corso il braccio di ferro tra società MOM e autisti Novax. Non è rimediabile, è inutile dire
è che proprio sul trasporto c'è questo effetto sull'utenza, perché appunto le assenze non possono essere facilmente ripianate, con tutta la buona volontà, perché ovviamente gli autisti devono essere formati, devono avere delle abilitazioni la cui acquisizione non è semplicissima. E questo con il governo che sta valutando un'ulteriore estensione della terza dose a nuove fasce e categorie. Lo ha detto il ministro Speranza alla Camera, lo ribadisce il collega bellunese D'Inca, che lancia un nuovo appello a immunizzarsi. Arriva l'inverno, siamo tutti chiusi all'interno, le problematiche vengono avanti e ci sarà ancora contagio, perché non c'è una vera immunità di gregge, perché questo è un virus molto molto veloce e quando saremo tutti chiusi in casa durante le festività dobbiamo in qualche maniera avere la massima sicurezza. Ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Adesso dovremo riuscire fra poco a collegarci con il nostro Christian Arboit, che ha seguito un'importante conferenza stampa della Guardia di Finanza, di cui vediamo qualche accenno ora in attesa del collegamento con il nostro giornalista, perché la Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 101 persone che erano state assunte nelle scuole della provincia presentando titoli culturali e di servizio che sono poi risultati essere falsi. Le assunzioni a tempo determinato erano state fatte fra il 2018 e il 2020 e riguardavano personale scolastico, quindi amministrativo, tecnico e ausiliario. Il danno stimato all'erario ammonta a 2 milioni di euro. Le assunzioni erano state fatte in base alla posizione ricoperta dei candidati nella graduatoria correlata al bando personale ATA, il famoso bando ATA ai primi posti, in cui si erano sistematicamente posizionati candidati che avevano attestato di aver conseguito diplomi di qualifica professionale con abilitazione con votazione di 100 centesimi, oltre al possesso di specifiche esperienze professionali. Naturalmente poi ci spiegherà bene Christian Arboit l'ambito di cui stiamo parlando, perché riguarda un numero comunque ridotto di persone. Tutto ciò, questa è una nota d'agenzia ufficiale che ci arriva. Per gran parte delle persone, tuttavia, la Guardia di Finanza di Treviso ha accertato che il diploma era stato conseguito con il massimo punteggio in un ristretto numero di istituti scolastici campani, mentre i titoli di servizio erano stati maturati lavorando in improbabili scuole paritarie. In particolare, per 43 indagati i diplomi sono stati rilasciati da 4 istituti scolastici delle province di Salerno, Benevento e Avellino, che non erano autorizzati dall'ufficio scolastico regionale allo svolgimento degli esami di qualifica professionale. Istituti già al centro di inchieste giudiziarie perché sospettati di essere dei veri e propri diplomi ficci. Questo dice il lancio d'agenzia che ci è arrivato poco fa in redazione. Vediamo se abbiamo novità del nostro Christian Arboit. In questo momento no, quindi andiamo avanti, torniamo a parlare del coronavirus. Vediamo il servizio sulla crescita delle vaccinazioni, 9.000 vaccinati in 10 giorni, preparato dalla nostra redazione di Padova. 9.000 prime dosi di vaccino anti-Covid in 10 giorni nell'ULSS 6 Euganea, 5.500 in persone tra i 20 e i 60 anni. Innegabile l'effetto Green Pass sull'andamento della campagna, che nel territorio padovano ha raggiunto 8 cittadini su 10 e la quasi totalità dei grandi anziani. Numeri che arrivano in una settimana che sta registrando un costante lieve aumento dei contagi. 108 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, 1.533 i cittadini in isolamento in questo momento. In leggera crescita rispetto alla scorsa settimana anche la situazione negli ospedali. Sono 15 in totale le persone ricoverate nelle terapie intensive, 31 i pazienti in area non critica.
alta l'attenzione dei sanitari. Sono preoccupata anche delle coinfezioni che potrebbero esserci, influenza piuttosto che altri virus parainfluenzali, altri virus comunque respiratori che durante la stagione invernale circolano, e questo determinerà sicuramente un aumento di accesso ai pronti soccorsi perché tutti prima devono escludere il Covid. Non solo il Covid, quindi, ma il virus aumenta la pericolosità di malattie tipiche dell'autunno a partire dall'influenza. Torniamo alla cronaca perché abbiamo in collegamento Christian Arboit davanti al comando della Guardia di Finanza di Treviso per la notizia di cui vi abbiamo appena parlato, ovvero i furbetti del diploma. Christian, aggiornaci, buongiorno. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. È un'operazione a dir poco eclatante, un vero e proprio terremoto nelle scuole della Marca, perché parliamo di ben 101 denunce, 101 denunciati per 2 milioni di danno erariale. Si tratta per lo più di personale ATA, di collaboratori scolastici, ma nel mirino delle fiamme gialle sono finiti anche collaboratori amministrativi, assistenti amministrativi delle scuole per l'appunto della Marca. La graduatoria che è stata passata a setaccio è quella del triennio 2017-2020. Si è partiti da delle segnalazioni anche da un servizio di Striscia la Notizia, così ci è stato riferito anche dal dirigente scolastico provinciale, e da lì si è aperto un vero e proprio vaso di Pandora, titoli falsi conseguiti in diplomifici, soprattutto nella zona della Campania, ma non solo, anche titoli di servizio falsi. Quindi ci sono state delle persone che attestavano di aver lavorato in istituti campani senza mai aver visto forse nemmeno la campagna. Come ti dicevo, non mancano anche dei risvolti grossolani di tutta questa vicenda, perché pensa, alcuni avevano indicato come numero di telefono di riferimento della scuola dove avevano conseguito il diploma una gioielleria di Vibo Valentia, quindi la scuola era campana, ma il numero di telefono che poi era stato indicato riguardava appunto una gioielleria della Calabria. Come vedi anche dai grafici che stai mandando in onda, si tratta per lo più di maschi, un 60% quindi di uomini, un 40% di donne, quasi tutti provenienti dalle regioni del sud Italia, Campania e Calabria in primis. Di questi 101, 2 sono signore trevigiane, una donna di Castelfranco che appunto ha conseguito questo diploma, il diploma in un diplomificio per l'appunto della Campania, e una ragazza di Conegliano. Questa ragazza di Conegliano sostanzialmente invece aveva dichiarato di aver prestato servizio in una scuola campana, cosa risultata non vera. Probabilmente in Campania, a Napoli e dintorni non c'era mai stata. Come ti dicevo, un vaso di Pandora che ha innescato un effetto domino, perché di fatto si sta andando a fondo, quindi si vuole capire anche chi è il dominus o chi sono i domini di queste scuole, di questi diplomifici campani. Una cosa è certa, Ferdinando, non si tratta di un fenomeno isolato. Lo stesso generale della Guardia di Finanza di Treviso ha detto che opererà con i colleghi degli altri comandi provinciali, non solo del Veneto, per fare chiarezza su quello che insomma sembra un modus operandi. Certo è che c'è un problema perché questi 101 denunciati sono tutti attualmente in servizio e bisognerà attendere quindi le determinazioni dell'autorità giudiziaria, eventuali sentenze passate in giudicato. Quindi sì, hanno dei guai giudiziari al momento, ma continuano a lavorare. Sulla loro testa, va detto, pende come una spada di Damocle un'eventuale richiesta risarcitoria di comunque restituzione della somma finora erogata, però appunto continuano a lavorare.
Un bel pasticcio decisamente, Cristian. Allora intanto noi ti ringraziamo per questo contatto volante, proprio poi vediamo questa sera nei nostri telegiornali qualche notizia in più. Ti ringraziamo. Cristian, puoi tornare secondo noi alla conferenza stampa, perché sappiamo che ci saranno altre novità. Se ci sono invece altre novità importanti dalla zona, non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Noi torniamo in studio, perché allora questa era l'operazione 101 e lode di cui ci ha parlato il nostro Christian Arboit, un terremoto in provincia di Treviso con ricadute che saranno sicuramente importanti anche nell'immediato futuro. Però proseguiamo con le nostre notizie riguardanti in questo momento l'emergenza coronavirus, i Green Pass, perché abbiamo parlato con un cardiologo per capire quali possono essere le ricadute e le reazioni ai vaccini. Reazioni avverse al vaccino anti-Covid. Tra coloro che ancora non si sono immunizzati è proprio la paura di effetti collaterali una delle motivazioni che spinge a rinviare l'appuntamento al Vax Point. La scienza ed i numeri danno una risposta ai timori e dicono chiaramente che il contagio è assai più pericoloso. Significativi i dati relativi alle miocarditi. Nella popolazione generale in era pre-Covid si registravano 61 casi ogni milione di abitanti. Il tasso di miocarditi post-vaccino sono nella peggiore delle casistiche di 20 per milione di abitanti. Quindi l'indicazione è di procedere alla vaccinazione, perché un lavoro molto importante pubblicato ha fatto vedere che negli atleti di 10 università americane che erano stati colpiti da miopericardite in corso di Covid, l'incidenza è arrivata, pensate, a 23.000 casi per milione di abitanti contro i 22 che noi ci attendiamo dopo vaccinazione. Il vantaggio non è discutibile. Chi si ammala di Covid ha quindi probabilità molto più alte di sviluppare una miocardite rispetto a chi non contrae il virus o come effetto collaterale del vaccino. Un altro aspetto emerso in questo periodo di bassa circolazione del virus grazie alla vaccinazione è quello relativo ai casi di infarto miocardico acuto. Nel periodo del lockdown gli accessi all'ospedale per infarto erano notevolmente calati. Ma non perché gli infarti sono stati minori, ma perché purtroppo la popolazione era terrorizzata e non veniva in ospedale. Ahimè, abbiamo registrato da più lavori un aumento della mortalità per infarto miocardico acuto. Il miracolo avvenuto oggi grazie alle vaccinazioni è che siamo il 21 di ottobre e stiamo lavorando come se non fosse mai successo il Covid. Allora, anche per chiarire qual è la situazione dell'emergenza coronavirus, sono arrivati i dati dalla regione, dall'azienda zero della regione Veneto, ma li vediamo fra pochissimo. Nel frattempo l'Istituto Superiore di Sanità ci segnala che il monitoraggio sottolinea come l'incidenza stia crescendo in 17 regioni. Infatti l'incidenza dei casi di Covid è aumentata questa settimana in 17 regioni e province autonome rispetto ai valori registrati la settimana precedente. È quanto emerge dalla tabella del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute. Le regioni con incidenza più elevata sono la provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Questo dice adesso l'Istituto Superiore di Sanità, ma naturalmente poi vedremo invece i dati che ci arrivano dal Veneto, che sono un po' diversi. Le regioni dove al contrario si è registrata una diminuzione dell'incidenza rispetto alla settimana scorsa sono la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia. Per chiarire tutto questo vi diamo appuntamento dopo la pubblicità, così vediamo assieme i grafici e le tabelle che ci arrivano dalla sanità veneta. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Andiamo avanti con il nostro tema di giornata, ovvero il coronavirus Green Pass. È passata una settimana dall'attivazione di questa novità. Ci sono ricadute anche per quanto riguarda le badanti. Il rischio è che la badante a cui è molto affezionata il nostro
tutelato, in genere sono iscritti al nostro sindacato di pensionati, e si trovi senza questa figura, perché l'obbligo del Green Pass non può da tutte essere rispettato. Questo è l'allarme che lancia il sindacato dei pensionati CISL. I motivi sono vari. La provenienza delle badanti, prevalentemente dall'est Europa, porta con sé la possibilità che siano vaccinate con il siero russo Sputnik, che non è riconosciuto dall'Agenzia Europea del Farmaco. Stando ai dati dei loro associati, che però sono evidentemente parziali, c'è un 5% di assistenti alle persone anziane non in regola con il Green Pass. Va data un'attenzione particolare perché ne va dei nostri anziani. Non vorrei che capitassimo come fu i primi episodi nelle case di riposo, e che abbiamo la possibilità invece adesso di essere vaccinati, scattare una tutela sarebbe molto importante. Validare il vaccino russo per ottenere il Green Pass sarebbe una soluzione. Praticare opera di convincimento verso chi non si è vaccinato, l'altra via. Riconoscere lo Sputnik è stato già riconosciuto per gli abitanti di San Marino, che lo hanno effettuato. Non si capisce perché non venga fatto, non venga rilasciato il Green Pass a chi ha fatto lo Sputnik. Poi rimarrebbero quelle che non lo hanno fatto, e quelle che non l'hanno fatto sarebbero costretti ogni volta ad andare a fare i tamponi. Ecco, in questo caso bisogna intervenire con una persuasione, perché va bene, è una tutela per loro ed è una tutela per il nostro tutelato a sua volta, pensionato, che ha bisogno di essere sicuro, perché la fragilità di questi anziani è quella che ha pagato di più in termini di vite umane. Adesso chiudiamo per qualche minuto il tema del Green Pass, del coronavirus, di quello che stiamo vivendo da troppo tempo ormai. Apriamo una pagina di attualità e politica e andiamo a Este, dove ci aspetta Matteo Paiola, il nuovo sindaco della cittadina della Bassa Padovana. L'abbiamo ospite intanto in Skype, ma contiamo anche di averlo ospite fisicamente in studio qui con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno dottor Garavello, buongiorno, grazie dell'invito. Allora, intanto complimenti per il risultato elettorale. Questa è la prima volta che lei viene nel nostro studio virtuale. Qui siamo in diretta, siamo al Focus TG, ci sono tantissime persone che ci guardano da tutto il Veneto, quindi sì, parliamo un po' anche di Este, ma parliamo soprattutto di questa tornata elettorale. Innanzitutto, com'è andata? È stata una tornata elettorale difficile ma anche molto entusiasmante, che per noi insomma si è coronata con un risultato che era per i più inatteso e per noi solo sperato, insomma, ma non facile, insomma, perché essendo io un candidato sindaco e oggi un sindaco di una lista civica in una regione, insomma, dove il centrodestra vince un po' dappertutto, insomma, credo che questa chiave di lettura faccia rendere conto ai telespettatori come Este sia stato un caso un po' tutto sommato eccezionale, insomma, ecco, ripeto, per noi comunque non inatteso, perché è frutto di un lavoro lungo e anche di un pizzico di fortuna, di situazioni che si sono fra loro intersecate. Allora, facciamo un piccolo riassunto per i nostri telespettatori. A Este era in sella, possiamo dire, Roberta Gallana, sindaco uscente, esponente del centrodestra che si è presentato unito alle elezioni, e Matteo Paiola invece è espressione delle civiche che in modo differente da molte altre zone dove le civiche sono spesso un mascheramento per una frangia politica ben definita di una o dall'altra parte. A Este c'è un'esperienza civica vera e propria. Poi si è deciso di non arrivare all'apparentamento dopo il primo turno. Al ballottaggio Paiola è andato a correre da solo, poi si vedrà tutto quello che succederà, ma sono cose di cui magari parleremo più avanti. Al ballottaggio è uscito vincitore sul sindaco uscente Roberta Gallana. Questa è giusto per spiegare ai nostri telespettatori che cosa è successo nell'ultimo mese. Però da qui in avanti di che cosa ha bisogno una città, Este, ma Este è un paradigma della cittadina media del Veneto, perché sappiamo che il Veneto, a parte i capoluoghi di provincia, insomma, vive di piccole città, vive di piccole realtà
molto importanti, a volte anche un po' isolate, se vogliamo, sia dal punto di vista infrastrutturale che dal punto di vista magari amministrativo e organizzativo. Di che cosa ha bisogno una città come Este, che può essere un Este qualsiasi di tutto il Veneto? Ha toccato esattamente degli argomenti essenziali per la nostra cittadina, ma anche per tutto il nostro territorio. La mia vittoria arriva anche come segnale, no? Noi vinciamo anche perché abbiamo avuto una posizione politica molto chiara, sentita dal territorio, sul tema ospedale di Schiavonia, ospedale per acuti emergenze di riferimento di tutta la Bassa, che è stato trasformato in Covid Hospital. La nostra posizione è sempre stata quella di dire no al Covid Hospital, e quindi insomma anche su questa battaglia credo che sulla quale ci siamo spesi, insomma dobbiamo avere l'ascolto di chi ha fatto questa scelta, insomma, che deve ricevere chiaro questo messaggio, a mio parere. Insomma, la Bassa e Este vanno risarciti, prima di tutto facendo tornare il nostro ospedale un ospedale a pieno regime per acuti emergenze, ma anche poi risarcendo l'aspetto sanitario del territorio, anche attraverso insomma un'attenzione maggiore a situazioni sociali di difficoltà, attraverso ospedali di comunità o ad altre situazioni del genere. Poi lei parlava prima del tema infrastrutturale. Este è una città che il territorio Este attende da anni il prolungamento dell'SR10. Noi sicuramente, che chiaramente non è un'opera comunale ma è un'opera di livello regionale, anzi adesso addirittura nazionale, questa è un'opera che, se il territorio non riceve, rischia poi insomma di continuare nella sua emorragia di residenza e anche economica e sociale, insomma. Quindi questo sarà sicuramente un'opera essenziale non solo per Este ma per tutta la Bassa. Quindi Prego, no, l'ho interrotto, mi dica Sindaco. C'è a mio parere bisogno anche di interventi forti su quelle che sono le infrastrutture più importanti oggi, che sono quelle della banda larga della fibra ottica, quindi l'infrastruttura digitale, che è molto assente nel nostro territorio, che è un territorio a fallimento totale, e poi c'è naturalmente bisogno anche di un rafforzamento anche dell'infrastruttura ferroviaria. Credo che sono tutti sfide molto importanti, obiettivi difficili che riusciamo a vincere se c'è una relazione intercomunale forte e la capacità di unirsi tutti assieme per questi obiettivi, insomma. Qui si tocca un tasto dolente, perché sappiamo che la cosiddetta Bassa Padovana, che è un aggettivo che già di suo parte insomma svantaggiato, perché definire Bassa Padovana geograficamente sì, ci sta, perché è la parte più bassa della provincia, però insomma magari è il momento di chiamare in un altro modo. Se il territorio va unito a chiedere o a proporre delle istanze in alto, in regione o allo Stato, magari qualcosa si può anche portare a casa. Se si continua ad andare invece separati per motivi politici, per mille altri motivi, campanilismi anche vissuti da decenni, è abbastanza difficile. Prima di liberare il nuovo sindaco di Este, che sappiamo ha molti impegni, abbiamo parlato di questa ripartenza dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista anche politico, ma bisogna ripartire anche con la testa delle persone. Durante questa campagna elettorale avete visto una differenza rispetto alle precedenti esperienze elettorali? Le persone magari hanno più paura, sono provate da quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo? Ma io ho avuto c'è un tema astensionismo che è molto forte, che deve preoccupare tutti quanti noi. Credo che l'astensionismo che c'è stato a Este, che insomma i votanti sono stati quasi un 10% in meno rispetto a 5 anni fa, sia solo in parte dipeso dalla paura del Covid o da aspetti legati alla pandemia. Io lo leggo come magari una delusione anche, insomma, forse verso l'amministrazione uscente, oppure in generale verso la convinzione che insomma poco cambi chiunque vada a governare, insomma, che è forse non credo sia, a mio parere, una verità, insomma, perché poi è giusto insomma votare sempre e fare le scelte, anche se poi il voto magari non rispecchia, poi col tempo riceve delusioni e ce ne pentiamo tutti. Ma detto questo, insomma, io per il resto ho notato
comunità molto attenta, molto responsabile sul tema pandemia, attenzione, e anche con una grandissima voglia di comunità, nel senso che io chiaramente, come fanno tutti poi i candidati, ho girato molto per i seggi durante i giorni del voto e l'ho trovata un'occasione anche in cui ho visto veramente un'occasione anche di incontro fra tante persone che è stata apprezzata da tutti, insomma. Quindi ecco, percepisco questa voglia di comunità ritrovata, questa voglia di stare assieme, questa voglia anche di affrontare certi problemi, insomma, che stanno pesando sulla pelle di tutti i cittadini. Insomma, ecco, una delle lezioni, dopo finisco, non vado lungo, che abbiamo imparato dal Covid è la necessità di investimenti pubblici sempre più forti nel mondo della sanità, e con questo mi ricollego ancora al tema ospedale e al tema sanità pubblica che aveva trattato all'inizio. Questo è un messaggio che dobbiamo ricevere tutti, insomma. Allora, non sappiamo se, a questo punto lo vedremo più avanti, se sia meno difficile, perché più facile potrebbe essere sbagliata come locuzione, se sia meno difficile fare il sindaco nel bel mezzo di un'emergenza o verso la fine di un'emergenza con una ripartenza ormai obbligatoria in arrivo. Questo ce lo racconterà Matteo Paiola, nuovo sindaco di Este, di sicuro nell'immediato futuro, ma anche un po' più avanti. Noi rinnoviamo l'invito sia ad averlo qui in studio con noi che a tornare a raccontarci via Skype. Magari la prossima volta contiamo di vederlo dal bellissimo municipio di Este, che scuso di questo. Stamattina avevo un piccolo impegno casalingo e quindi mi sono collegato da casa. Però... sappiamo che il municipio di Este è uno scrigno anche di opere d'arte, insomma è un palazzo storico, e quindi contiamo la prossima volta di avere un collegamento istituzionale. Sindaco, in bocca al lupo per tutto, grazie per il tempo che ci ha concesso. Grazie a lei, grazie, buona giornata a tutti. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, ci sono ancora tante notizie da dare, siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Allora, sono arrivati, come dicevamo, i dati dell'azienda Zero della Regione del Veneto. Li vediamo assieme, sono appena arrivati qui in redazione e ci fanno capire che, anzi, aumentiamo un po' così li vediamo bene con voi da casa. Allora, sono 381 le nuove positività riscontrate con gli ultimi tamponi. I casi attualmente positivi sono 9.053, c'è stata una lieve risalita nel numero degli attualmente positivi, che portano il consuntivo dall'inizio dell'emergenza a 476.420 persone positive. Poi sono 455.000 quelle che si sono negativizzate, e purtroppo sono da mettere in conto anche 11.815 persone che hanno perso la vita con il coronavirus dall'inizio di questa emergenza. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella, che è molto importante perché ci fa capire anche la situazione della sanità del Veneto. Vedete, questi sono tutti gli ospedali sulla tabella di sinistra, colonna di sinistra, scusate, quelli che sono le aree non critiche occupate, l'altra è quella delle terapie intensive, ed ecco il dato: sono 209 le persone ricoverate in area non critica, di cui 165 ancora positive, 44 che si sono negativizzate, sono 30 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 4 negative. Il dato importante però è che ci sono solo 26 persone ancora positive ricoverate nelle terapie intensive del Veneto. Sono comunque meno di 200 le persone positive ricoverate negli ospedali del Veneto. Questo è un dato decisamente importante. C'è una lieve risalita anche nei ricoveri in area non critica, il bilancio è positivo di 12 unità e invece il bilancio è negativo di 2 unità per quanto concerne la terapia intensiva. C'è un morto da segnalare, un decesso da segnalare a causa del Covid. Usciamo da questa tabella, ma entriamo in un altro grafico, quello dei vaccini, perché se da una parte sono importanti i dati dell'emergenza, quindi dei contagi e degli ingressi in ospedale, sono altrettanto importanti quelle della vaccinazione, perché ieri sono state somministrate 13.500 dosi, di cui 2.114 prime dosi e 7.324 seconde dosi, e addirittura 4.130 addizionali booster, cosiddetta terza dose. Importantissima questa tabella perché ci dice che
Ormai per quanto riguarda la prima dose sono sempre meno quelle che vanno fatte, perché vuol dire che la popolazione è coperta al massimo. I cicli completati sono 7.000, quindi si continua a completare e si inizia a mettere in sicurezza con la terza dose quella fascia della popolazione che invece potrebbe andare a rischio a causa della scadenza della prima dose ormai fatta qualche tempo fa. Vediamo le percentuali. Sono 75,8% dei veneti hanno la prima dose, ovvero 3 milioni e 6, 3 milioni e mezzo quelli che hanno il ciclo completo, ovvero 72,4% della popolazione residente con almeno una dose, più i prenotati, quindi chi ha già prenotato la seconda dose, siamo al 75,9%. Sono 62.386 le terze dosi, l'addizionale booster, chiamatelo come volete, 1,3% della popolazione. Qui le classi di età non cambiano, ovvero cambiano in modo davvero molto molto lento, ma sappiamo che disabili e vulnerabili sono coperti decisamente bene con queste percentuali, e vediamo che anche i grafici delle somministrazioni, delle inoculazioni iniziano a risalire dopo il picco minimo di 78.000 unità che non veniva toccato addirittura da marzo, ecco. Vediamo che era il risultato peggiore da marzo. Adesso la settimana scorsa abbiamo fatto 100.000 somministrazioni, il Veneto ne sta facendo 50.000 già in questa settimana, che insomma non è ancora finita, quindi i dati sono buoni e interessanti. Ne parliamo poi nei nostri telegiornali, perché stiamo andando a intervistare anche i vertici della sanità del Veneto su questi argomenti. Ritorniamo a parlare, prima di fare la pausa delle 13 e poi entrare nell'ambito della cronaca e di tutte le altre notizie. Vediamo le ricadute per quanto riguarda il caos che avviene spesso nelle piazze. C'è qualcuno che dice è colpa delle discoteche chiuse. La voglia del divertimento c'è sempre stata e sempre ci sarà. Con la chiusura dei locali abbiamo solo spostato i giovani da ambienti controllati ad ambienti non controllati. Per questo abbiamo avuto anche un sfociare di eventi abbastanza importanti come risse nelle piazze e un po' di degrado giovanile. Non ha dubbi Andrea Cavinato, rappresentante del sindacato dei gestori di sale da ballo a Padova. Quello che si è visto in città quest'estate è anche frutto della chiusura delle discoteche, luoghi che nascono per aggregare in maniera sicura e controllata. Le risse e la cosiddetta movida selvaggia nascono proprio dalle chiusure. Le discoteche sono ambienti controllati, l'alcol è controllato, la sicurezza all'interno dei locali è controllata dai servizi d'ordine e tutto quanto, così invece c'è stato un abusivismo delle serate di ballo ovunque. Le discoteche chiuse non hanno fermato la voglia di ballare, hanno però fomentato il fenomeno dell'abusivismo. Consideriamo che noi siamo 20 mesi che non abbiamo fatto una sola serata di ballo e le segnalazioni, le dico a livello nazionale, da un 20 segnalazioni giornaliere di abusivi siamo passati a un aumento giornaliero del 30-40%, perché tutti i locali quali bar, pubblici esercizi, ristoranti hanno proposto offerte musicali molto similari alle discoteche, pur non avendone i requisiti. C'è una richiesta da parte dei locali da ballo, c'è chi dice è indispensabile riaprire entro Natale al 100%. Sentiamo. Quanto si resiste però col 50% di capienza? Non si può resistere molto. Questa è proprio una boccata d'aria appena per dire ci siamo. Più che altro serve per dire ci siamo e vogliamo far vedere che facciamo qualcosa. In realtà non si può. La storica pista da ballo Odissea di Spresiano ospita questa volta a sedie distanziate il palco, una conferenza stampa. Sono le sigle sindacali dei locali da ballo Treviso, Padova, Venezia che incontrano il segretario nazionale Maurizio Pasca e l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin per stringere una sorta di patto. L'obiettivo ad una settimana dalla riapertura con capienza solo al 50% è di arrivare a riaprire i locali al 100% per Natale.
Natale 70% entro fine novembre. È stata un'odissea riaprire, dicono, nonostante il parere favorevole del CTS del 23 luglio scorso, e sarà un'odissea ugualmente sopravvivere con una pressione fiscale al 48% e un'IVA al 22%, il doppio di quella prevista per cinema e teatri. La promessa è quella che con la curva dei contagi che scende giornalmente, entro la fine di novembre e metà dicembre i locali possono ritornare con la loro capienza effettiva al 100%. Speriamo che a breve queste limitazioni siano veramente tolte, perché è veramente dura stare aperti con le spese che abbiamo, con questi numeri, insomma. Spese come quelle del punto tamponi che l'Odissea sta sostenendo per i clienti sprovvisti di Green Pass. La capienza andrà rimodulata, promette dal palco l'assessore Manuela Lanzarin. Monitoreremo l'andamento dei contagi. Se in questi presidi facciamo anche interventi di sanità pubblica, tamponi, interventi per quanto riguarda l'uso di sostanze, di alcolici, voi capite insomma che andiamo anche a intercettare anche altre criticità. Abbiamo sempre detto, questi sono ambienti protetti, ambienti che probabilmente riescono a gestire in maniera più attenta. Parleremo ancora di questa situazione perché è un tema che veramente è importante per tanti comparti della nostra economia. Adesso, in attesa di ricevere le dichiarazioni di Luca Zaia, di cui vi abbiamo parlato prima, sulla giornata odierna, Luca Zaia, che ricordiamo sarà ospite questa sera del nostro vice direttore Ferdinando Varino in una puntata dedicata all'autonomia, autonomia che il Veneto sta aspettando da 4 anni, ovvero da quando il 22 ottobre 2017 oltre 2 milioni di veneti sono andati a votare per il referendum chiedendo di dare vita a questo percorso di autonomia. E naturalmente si parlerà anche di molto altro: Green Pass, coronavirus, economia e tante altre situazioni. Andiamo alla cronaca. È stato arrestato nella Marca uno spacciatore che operava in monopattino. I carabinieri del nucleo operativo di Treviso hanno arrestato e condotto in cella a Santa Bona lo spacciatore in monopattino, un 34enne nigeriano senza fissa dimora che da settembre 2019 a oggi si era costruito un vastissimo giro d'affari tra il capoluogo, Quinto e Conegliano. Le indagini hanno consentito di dimostrare come lo straniero abbia effettuato negli ultimi 2 anni non meno di 600 cessioni di cocaina ed eroina per un volume d'affari dimostrato di oltre 25.000 euro annui. Un soggetto scaltro sia nei confronti delle forze dell'ordine che dei suoi clienti abituali, italiani e stranieri. Si muoveva in maniera agile, in bicicletta o in monopattino, allo scopo di scappare rapidamente, nascondeva la sostanza stupefacente in bocca e poi fidelizzava i suoi clienti offrendo le prime dosi gratuitamente. Poi come prova del prodotto, poi a prezzi competitivi e infine, carpita il gradimento del cliente, a prezzo pieno. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Piera De Stefani. Lo scorso agosto il 34enne era stato arrestato in flagranza. In seguito erano stati identificati i suoi clienti più assidui che acquistavano cocaina ed eroina a tutte le ore del giorno a 30-40 euro a dose. Andiamo avanti con la cronaca. Prima della pubblicità vediamo che cosa sta succedendo in questo momento nella Pedemontana con le cosiddette baby gang. Il fenomeno delle baby gang a Bassano, soprattutto negli ultimi mesi, l'allarme è salito a seguito di alcuni episodi in città che hanno visto come protagonisti proprio giovanissimi organizzati in bande, sfrontati, pronti al pestaggio anche per futili motivi, spesso sotto l'effetto di alcol e droghe. Le forze dell'ordine hanno alzato la soglia di attenzione con controlli sempre più serrati e attività specifiche di monitoraggio. L'ultimo caso si è verificato in Prato Santa Caterina sabato 9 ottobre intorno alle 20:30. Hanno cercato più volte la rissa con alcuni coetanei bassanesi e questi si erano sottratti alle loro attenzioni, sono stati seguiti per 2 volte, alla terza senza motivo li hanno aggrediti, picchiati e derubati un iPhone.
I 3 ragazzi feriti, tutti quindicenni, sono stati medicati in ospedale. I genitori hanno sporto denuncia alla polizia locale, che ha avviato una specifica attività di indagine. Uno è stato quasi riconosciuto immediatamente, le indagini ci hanno portato agli altri 2 e al recupero della defurtiva. Si tratta di 3 giovani di origine magrebina, 2 diciottenni residenti a Bassano e un 16enne di Romano Dezzelino, tutti accusati di minacce, lesioni personali e furto in concorso. A proposito di questi argomenti, i carabinieri della stazione di Riese Pio X hanno identificato le 8 persone ritenute responsabili di una rissa avvenuta nella serata del 6 giugno scorso all'interno di un locale estivo di Loria, sempre in provincia di Treviso. Alle 22:30 circa 2 gruppi contrapposti di giovani, dopo alcuni sguardi di troppo, dice questa comunicazione che ci è arrivata, per futili motivi passavano alle vie di fatto. All'arrivo dei militari dell'Arma era stato inizialmente identificato uno dei partecipanti, uno studente del Padovano, cui i sanitari dell'ospedale di Cittadella avevano diagnosticato la rottura scomposta del setto nasale e la frattura della mascella, giudicandolo guaribile in 15 giorni. Il ferito, unitamente ad altri 3 giovani del Padovano, era stato affrontato da 4 contendenti originari del Bassanese di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Per tutti i giovani è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria per il reato di rissa. Ne parliamo in modo più diffuso nel nostro TG Bassano di questa sera. Adesso noi facciamo con la regia di Alessandro Costacorta una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Anche oggi siamo in diretta fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo le dichiarazioni di Luca Zaia, che ha raccolto oggi la nostra Luisa Bertini alla Fiera di Padova. Parliamo sicuramente di autonomia e anche di coronavirus, Green Pass e tutto quello di cui si sta parlando in questo periodo. Vi ricordiamo che questa sera il governatore sarà ospite di Ferdinando Avarino, il nostro vice direttore, in una puntata straordinaria della nostra informazione. A 4 anni dal referendum che ha sancito la volontà dei veneti di arrivare all'autonomia, e l'autonomia, come vedete anche dal nostro contagiorni che quotidianamente abbiamo qui come grafica durante la nostra informazione, autonomia che non è ancora arrivata. Sentiamo cosa dice il Presidente. 150.000 visitatori, 1.600 espositori, 5.000 veicoli. Direi che è da vedere questa fiera, che è unica e la prima a livello internazionale. Presidente, per quanto riguarda la situazione Covid in Italia, in Veneto ha dato dei numeri prima, possiamo fare il punto della situazione? La situazione è sicuramente in remissione, il virus c'è, non è finita, però insomma la fase di convivenza è iniziata, una fase nel quale il virus diventa endemico. Sono 384 contagi nelle ultime 24 ore, abbiamo 209 pazienti in area non critica in ospedale e 30 pazienti in terapia intensiva, peraltro con un calo di 3 pazienti. L'80% dei ricoverati in terapia intensiva è non vaccinato, quindi la vaccinazione sta funzionando e ci permette di fare una vita, diciamo, quasi normale. Non bisogna passare la guardia. Considerate che un po' di R-Conti è salito, quindi l'incidenza è salita perché abbiamo quasi raddoppiato i tamponi, visto e considerato che noi abbiamo delle giornate anche con 120.000 tamponi rispetto ai 40-50.000 di prima. Belgio e Inghilterra però stanno vedendo la quarta ondata, bisogna accelerare con la terza dose? Sulla terza dose non c'è c'è un po' di timidezza e di tranquillità. Noi ricordiamo che è fortemente consigliata per gli over 80 e gli ultra sessantenni, e c'è quindi la possibilità in questo momento di avere l'accesso alla terza dose con prenotazione o con accessi diretti. Di prime dosi ne abbiamo circa 2.500 al giorno, quindi si sta un po' arrestando anche il tema delle prime dosi. Ricordo che la vaccinazione ci ha permesso comunque di tornare alla normalità. Ricordo anche che il vaccinato che si infetta è comunque un vaccinato che non ha sintomatologia e non ha evidenze cliniche importanti come quelle che potrebbe avere se non fosse
fosse vaccinato. Intanto però quello che si sta verificando sono queste code infinite davanti ad alcune farmacie, la difficoltà anche un po' di prenotare, la gente che non va nei punti con la prenotazione delle ULSS e delle aziende ospedaliere. Ecco, lei come legge questo fatto e soprattutto come andrebbero aiutate queste persone? Ma guardi, io penso una cosa, che questa è una scelta a livello nazionale e quindi il tema del tampone ogni 48 ore è uno dei temi. Poi fra l'altro le 48 ore possono essere anche interpretate diversamente, visto considerato che il tampone deve essere valido nel momento in cui tu inizi il lavoro, quindi potrebbe essere la 47esima ora di validità e quindi ti è valido per fare quella giornata, quindi si allunga un po', diciamo, la durata del tampone. Dall'altro penso che se volessimo dare una mano alle imprese, pensare di fare in modo che quei tamponi, gli stessi tamponi che vengono utilizzati, che sono quelli nasali, antigenici, che peraltro sono stati autorizzati a livello internazionale ora per il Green Pass internazionale, proprio da ieri è l'autorizzazione, quindi la validazione internazionale, ecco, quei tamponi fossero utilizzati nelle aziende semplicemente utilizzandoli in autosomministrazione, normandola, cercando. Questo potrebbe aiutare molto di più imprese, soprattutto in un contesto come il nostro, dove non abbiamo grandi imprese dove ti puoi permettere un medico aziendale presente magari per 1, 2 o 3 lavoratori. L'80% delle imprese in Veneto ha meno di 15 dipendenti. Presidente, a Veneto... Ma assolutamente sì, nel senso, guardate, noi abbiamo i tavoli tecnici che stanno lavorando, resto fiducioso nel fatto che noi abbiamo dato disponibilità a riuscire a trovare una soluzione da portare avanti già entro fine anno. Vedremo di capire se si trova la quadra. Allora io ho sempre detto che per una vera autonomia rispettosa della legge noi ci siamo. Se è fuffa o è semplicemente dire abbiamo fatto qualcosa, no, magari se qualche collega la sceglie non ve lo so dire perché siamo in tanti a chiedere l'autonomia. Noi vogliamo che sia una cosa solida, per carità, con gradualità ci si può anche accordare, ma che sia solida soprattutto non solo dal punto di vista di competenze ma anche di norme fiscali. Una domanda relativa alle tante visite mediche che purtroppo sono rimaste ancora inevase. Erano 600.000 secondo una vostra stima? 500.000 visite mediche. Diciamo, abbiamo affrontato questa montagna da scalare con un po' di difficoltà. Ecco, ricordiamolo a quelli che dicono che il Covid non esiste, che c'è anche il risvolto delle visite mediche. E loro ti dicono, ma curateli tutti a casa. Di 470.000 contagiati ufficiali in 20 mesi, 440.000 sono stati curati a casa. Quindi vuol dire che aver solo avuto una macchina per fare i tamponi per mesi, fare i vaccini e poi occuparci anche di tutto quello che sono stati ricoverati ci ha comunque messo in difficoltà. E noi abbiamo allargato al massimo le maglie affinché ci siano incentivi per fare ovviamente da aggredire questo contingente di visite inevase, coinvolgendo ovviamente anche i privati. Questo è quello che abbiamo fatto. Stiamo parlando di interventi ortopedici in elezione, protesi di anca, protesi di ginocchio, stiamo parlando di oculistica, quindi ad esempio le cataratte, interventi in elezione di cardiochirurgia, valvole o altro da farsi, insomma 500.000 visite, non sono più 500.000, comunicheremo i numeri fra l'altro nelle prossime ore. Senta, sul sistema delle fiere c'è ottimismo perché insomma i conti sono andati un po' dappertutto in disordine. Le fiere ci danno anche un impulso di ottimismo, in un Veneto che sta crescendo a 2 cifre come PIL, sta andando bene. Oggi qui abbiamo 2 problemi, forza lavoro che ci manca e materie prime che devono rientrare nei valori di accettabilità per i nostri cantieri e per i nostri cantieri e per le nostre industrie. Per il resto poi ci pensano i venditi. Senta, accanto a lei oggi c'era il consigliere Marcato, l'assessore Marcato. Lei lo vede come possibile sindaco di Padova, insomma, come lo vede? A me basta occuparmi della regione. Queste le dichiarazioni del presidente Luca Zaia ai microfoni di tutti i giornalisti, come abbiamo sentito. Ne riparliamo poi nei nostri telegiornali e ne riparliamo soprattutto dopo le 21 con questa puntata speciale dedicata all'autonomia con il presidente Luca Zaia, ospite del nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Lo ricordiamo nel giorno in cui c'è poco, si potrebbe dire si festeggiano, in realtà c'è poco da festeggiare, si ricordano i 4 anni dal referendum con cui i veneti hanno sancito la volontà di arrivare all'autonomia. 22 ottobre 2017, sono passati 1461 giorni, come dice il nostro contatore, in attesa del governo. Speriamo di poterlo togliere prima possibile, perché vorrebbe dire che si è arrivati a un risultato. Adesso ricominciamo a parlare di cronaca, perché
siamo in onda fino alle 13.30, ve lo ricordiamo, e vediamo gli esiti dell'incidente gravissimo avvenuto l'altra notte in autostrada vicino a Vicenza. Ennesima tragedia in strada, uno schianto in auto, costato la vita a Pietro Cuozzo, 23enne di Verona. Tutto è successo intorno alle 22 di mercoledì, lungo l'autostrada A4, vicino allo svincolo di Vicenza Ovest. A bordo del doblò, che stando alle prime ricostruzioni sarebbe finito per cause da accertare, contro il guardrail anche una 21enne veronese che gravemente ferita e tuttora ricoverata in prognosi riservata al San Bortolo di Vicenza. Il giovane, a seguito dell'impatto, sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo e travolto dai veicoli in transito in autostrada. Sul posto l'intervento della stradale di Padova, i medici del SUEM e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere la donna, un intervento durato a lungo che ha comportato la chiusura della carreggiata e disagi alla circolazione. Ci sono anche notizie di furti, addirittura una persona ha rubato 3 bottiglie di alcolici da un supermercato, è stata però subito pizzicata dai carabinieri. Credeva di farla franca il 21enne malese che è stato trovato con 3 bottiglie di alcolici appena rubate dall'ipermercato di un noto centro commerciale. A tradirlo l'antitaccheggio che ha suonato mentre tentava di uscire senza dare all'occhio. Subito i carabinieri sono intervenuti. Nella perquisizione il ragazzo, per il quale è scattata la denuncia, è stato trovato in possesso anche di un coltello di 20 centimetri. Sempre nel Vicentino trovata una serra domestica, per così dire, di marijuana. Una stanza adibita a piccola piantagione di marijuana. I carabinieri di Torri di Quartesolo hanno trovato nella camera di un 26enne straniero a Grumolo delle Abadesse un sacchetto con 30 grammi di marijuana e tubi e secchi in plastica con rimasugli di foglie, rami e scarti, insieme a fertilizzante e bilancino di precisione. Il giovane incensurato è stato denunciato e il materiale sequestrato dai militari dell'Arma. Invece la Guardia di Finanza ha sequestrato migliaia di articoli senza etichettatura, è l'ennesima notizia che ci arriva di questo genere, tra cui cibo per cani scaduto fra Mestre San Donà di Piave e Concordia Sagittaria. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 170.000 articoli commercializzati senza le indicazioni di tracciabilità, sicurezza e qualità dei prodotti, quindi potenzialmente pericolosi per la salute. In particolare i Baschi Verdi della compagnia Pronto Impiego hanno trovato in esercizi commerciali di Mestre San Donà di Piave e Concordia Sagittaria, gestiti da imprenditori di origine straniera, circa 60.000 articoli per la pesca, per la casa e natalizi già in vendita sugli scaffali ma senza etichettatura. In un negozio sono stati anche sequestrati 200 kg di cibo per animali scaduto nel 2019. A Concordia Sagittaria le Fiamme Gialle del gruppo di Portogruaro hanno trovato 2.339 articoli di vario tipo, mentre a Cavarzere la compagnia di Chioggia ha scoperto 6.900 articoli di Halloween e 8.850 metri di carta plastificata decorativa e tappeti. Anche nell'area portuale e lagunare il secondo gruppo di Venezia, analizzando le merci in ingresso, ha sequestrato oltre 17.000 paia di scarpe provenienti dalla Grecia e 83.343 capi d'abbigliamento femminile senza indicazione né estremi del produttore. I responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Venezia per l'applicazione delle conseguenti sanzioni. Adesso andiamo quasi in chiusura della nostra informazione da Lucio Zanato che è a Treviso per parlarci di un evento davvero molto interessante. Buongiorno Lucio. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con il sindaco di Treviso, con il presidente della sezione di Treviso, quindi con il sindaco Mario Conte e il presidente Marco Piovesan per parlare dei 100 anni dalla fondazione della sezione di Treviso. 100 anni che abbiamo raccontato ad esempio con il concerto di 7 cori a Oderzo, 100 anni che abbiamo raccontato a Montebelluna con la presentazione del libro, 100 anni che abbiamo raccontato domenica scorsa con Castelfranco e la Donata
radunata sezionale delle sezioni di Castelfranco, Resana e Riese Pio X e Centenario, che racconteremo con la radunata sezionale domenica 31 ottobre a Treviso. Cominciamo con il Presidente, poi andremo anche dal Sindaco, perché il Sindaco è chi così accoglie gli alpini, ma poi qui ne abbiamo da raccontare di alpini. Allora, Presidente, intanto cominciamo con questa 3 giorni, non sarà un giorno solo, saranno 3 giorni per il pubblico anche bassanese che voglio dire è intimamente legato agli alpini e a Treviso. Cosa succederà? Cominciamo con il venerdì mattina proprio da Cima Grappa, Bassano, con la partenza della prima staffetta che si aggiungerà a quella di Cisione Valmarino del Bosco Penemoze, che arriveranno reciprocamente a Montebelluna e a Ormelle, e sabato mattina si farà l'assembramento con altre 3 staffette da Montebelluna, da Fagarai della Battaglia e da Nervesa della Battaglia. Ecco, queste staffette arriveranno alle 16 di sabato a Piazzale Burchellati a Treviso per fare cosa poi? Saranno tutte quante a Piazzale Burchellati, la fanfara dell'Alpina Giulia in congedo li accompagnerà a Piazza della Vittoria, dove saremo lì tutti quanti i gagliardetti, i gruppi ad aspettarli e rendergli onore. Ecco, questo per quanto riguarda la parte, chiamiamola formale. Poi invece sabato sera anche per il pubblico bassanese c'è un appuntamento importante per tutta la città e per tutti gli alpini. Assolutamente sì, c'è la parte più allegrolica, diciamo. Abbiamo il concerto della fanfara Alpina Iuli Congedo in Piazza dei Signori alle 18 e poi avremo i 7 cori sezionali sparsi per la città che canteranno nelle piazze. Ecco, questo per quanto riguarda sabato. Intanto siamo al primo commento del Sindaco. Un sabato è un momento davvero importante per la città, questo sabato 30 ottobre. Sì, un momento importante per la comunità che ha sofferto 20 mesi di pandemia, e quindi credo che questa festa dei 100 anni della sezione alpini caschi proprio nel momento giusto per ritrovare quello spirito di comunità che interpretano nel migliore dei modi gli alpini. Quindi invito tutti a venire a Treviso sabato e domenica, perché è anche l'occasione giusta per ringraziare tutti gli alpini che 365 giorni all'anno sono a disposizione delle comunità, perché ricordiamo che quando abbiamo bisogno di qualcuno gli alpini rispondono presenti, hanno distribuito mascherine, ci hanno aiutato nella gestione dei mercati, stanno facendo davvero lavori importantissimi anche in occasioni delle calamità naturali, e quindi voglio dire non c'è occasione migliore per ringraziare gli alpini di tutto quello che fanno e di tutto quello che faranno. Quindi l'invito che faccio alla comunità: uscite dalle case e venite in città ad abbracciare gli alpini, e se proprio non potete uscire di casa collegatevi su Antena 3. Esatto, per quanto riguarda invece il sabato sera e anche la domenica, ricordiamo per le signore, le mogli degli alpini che magari vogliono anche vedersi un po' la città, che magari vengono da Bassano, vengono da Vicenza eccetera, ci sono i negozi aperti. Sì, ci sarà la notte bianca alpina, quindi accompagnati dalla fanfara, dai cori, dalla presenza degli alpini, i negozianti potranno tenere aperto. In più ci sarà la fontana delle tette che erogherà vino bianco e vino rosso, e quindi sarà un momento anche goliardico, di allegria, perché ce la ricordiamo tutti la città deserta. Ecco, vogliamo oggi portare un ricordo invece di una città piena di allegria, piena di gente. Ovviamente lo faremo seguendo quelli che sono i protocolli della normativa anti-Covid, ma lo faremo in modo spensierato e responsabile, ci divertiremo e renderemo onore ai grandi alpini. Questo per quanto riguarda sabato. Poi invece domenica c'è la cerimonia conclusiva ed è la parte più importante, perché ci sarà, non si può chiamare sfilamento, ma di fatto lo è. Esattamente, partiremo dalla sede sezionale in via San Pelaio, raggiungeremo il Duomo dove faremo gli onori dell'Albero Nazionale, che sarà presente col presidente nazionale Favero, alla bandiera gonfalone della città di Treviso, medagliata d'oro anch'essa, e poi entreremo in Duomo, faremo la messa, che poi finita andremo in Piazza Vittoria, alzabandiera, onori caduti, e poi ci sposteremo in Piazza Borsa, dove che fu costituita la nostra sezione, e lì presenteremo la stele che lasceremo in memoria alla città, faremo l'elocuzione e i saluti finali. Sindaco, l'ultima battuta, perché poi cedo la linea perché sta finendo il collegamento. Alpini e Treviso, Alpini e la Marca, Alpini e il Veneto, che cosa vuol dire? Sì, lei anche come presidente di tutti i sindaci. No, ma il DNA dei nostri territori è un DNA alpino ed è evidente, lo abbiamo anche dimostrato in occasione dell'ultima adunata nazionale, ultima
qui a Treviso, che è stata un'edizione dei record, ma un'edizione fantastica che ha fatto bene ai cuori e alle menti dei nostri cittadini e degli alpini. Quindi, ripeto, siccome ogni giorno abbiamo un buon motivo per ringraziare gli alpini, ecco, il 30 e il 31 lo potremo fare di persona, applaudendoli, sorridendolo, ringraziando, bevendo anche un'ombra insieme, però non perdiamo questa occasione, perché gli alpini rispondono sempre presenti quando la comunità ha bisogno. Oggi la comunità deve rispondere presente, perché gli alpini hanno bisogno semplicemente di essere applauditi e ringraziati. Grazie Sindaco. Ferdinando, se hai delle domande? Lucio, allora sappiamo che ci sono molte cose da fare, avete molti impegni, quindi vi liberiamo, però ringraziamo i tuoi ospiti e possiamo dire che si rinsalda ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, il rapporto da una parte fra il Veneto e gli alpini, dall'altra fra le nostre emittenti, Gruppo Media Nord-Est e le Penne Nere. Abbiamo visto anche nell'occasione dell'ultima celebrazione, i 100 anni degli alpini di Bassano, sul ponte che porta il loro nome, il successo che ha avuto anche la nostra diretta. Quindi sono eventi ai quali partecipiamo con gran piacere. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Torniamo in studio. Allora, questo era l'annuncio di quello che succederà a Treviso fra pochissimi giorni. Tra l'altro abbiamo parlato anche nelle scorse ore, poi vediamo il servizio se riusciamo a fare in tempo, delle celebrazioni che sono in corso in questi giorni in questo territorio, perché stiamo parlando del centenario del Milite Ignoto. C'è una staffetta, la staffetta della pace, che sta portando la campana, una copia della campana della pace di Rovereto nelle zone del primo conflitto mondiale, nelle zone da cui sono stati poi scelti i resti, che sono stati portati alcuni prima a Bassano e poi ad Aquileia. Fra questi resti uno è stato scelto da Maria Bergamas, madre di un soldato disperso durante la guerra, e quello è diventato il Milite Ignoto, che adesso è a Roma nell'altare della patria in un sarcofago ricavato da un unico blocco di pietra del Grappa. Monte Grappa, tra l'altro notizia importante, la settimana prossima inizia l'abbattimento della vecchia base NATO, colpo di ruspa, poi dovrebbe essere abbastanza rapida la faccenda e naturalmente noi vi daremo maggiori informazioni nei prossimi giorni. Adesso ricominciamo con le notizie, non parliamo più di cronaca, parliamo della situazione economica, perché a causa del costo del gas alle stelle le fornaci di Murano sono costrette a chiudere. Le vetrerie di Murano sono alla canna del gas e non è purtroppo solo un modo di dire. 8 vetrerie hanno chiuso i battenti. I rincari alle bollette del gas rischiano, dopo il Covid, di dare il definitivo colpo di grazia alla produzione del vetro di Murano. Il maestro vetraio Giancarlo Signoretto dà voce allo sconforto dei colleghi. Il costo del gas è troppo alto. Come vedete, io qui ho una bolletta, non è la mia per fortuna, questa è una bolletta che dice la verità. Da 9.000 euro che si pagava tempo indietro, oggi siamo arrivati a 24.000 euro. Questa è pura fantascienza. Murano non può più sostenere importi del genere. Se vogliamo che Murano resti aperta, dobbiamo darci una mossa. I forni sono chiusi. Su 43 fabbriche a Murano, 8 hanno già chiuso. Il problema più grosso oggi è che la fabbrica che fornisce la materia prima, se chiudono loro, siamo rovinati. O ci diamo una mano e ci viene incontro qualcuno, e quando parlo di qualcuno deve essere la politica, le istituzioni. Noi il nostro lavoro sappiamo farlo, avete fatto voi il vostro e fatelo con criterio, perché Murano ha bisogno di lavorare. Dietro a tutto questo mondo ci sono famiglie. La questione è già approdata nelle aule parlamentari. Così la deputata veneziana Sara Moretto. Dobbiamo assolutamente tener conto di quanto soffriranno e stanno soffrendo le realtà più piccole, che non sono caratterizzate, dichiarate come grandi imprese energivore, ma che di fatto sui loro bilanci il costo del gas è una delle voci principali. Io vorrei rivolgere al Ministero l'invito a valutarne alcune che abbiano uno specifico impatto non in un settore come lei diceva, ma nelle micro e piccole imprese, nell'artigianato italiano, che quindi tra questo set di possibilità che il governo italiano ha
all'interno di ciò che indica l'Europa ci siano alcune misure che guardano specificatamente agli effetti di questi rincari nelle micro e piccole imprese artigiane, tra le quali anche quelle di Murano. Passiamo dalle piccole imprese artigiane all'automatizzazione più spinta con i robot che lavorano con gli operai. Rappresenta un salto nel futuro necessario per rimanere competitivi, elevatissima qualità, salto nella digitalizzazione. Nasce Genesi, la fabbrica più automatizzata del gruppo Electrolux a livello mondiale, che porta digitalizzazione e innovazione nella produzione di frigoriferi ad incasso, garantendo una migliore tecnologia per la conservazione del cibo. È una sfida ambiziosa, è un cambiamento, è un qualcosa che abbiamo studiato da tempo e stiamo portando avanti con successo, devo dire. Siamo molto contenti di dove siamo arrivati ad oggi. Investiti oltre 130 milioni di euro che hanno permesso di introdurre 55 impianti automatizzati con 116 strumenti robotizzati. E se da una parte l'azienda è soddisfatta del risultato raggiunto, che entrerà in regime a partire dal 2024, dall'altra non mancano gli interrogativi sulla probabilità che i robot si possano totalmente sostituire all'uomo. L'indice di automazione della fabbrica è elevatissimo, ma il processo è esattamente all'inverso. Se noi non adottassimo le nuove tecnologie finiremmo fuori dalla competitività del mercato, e questo lo dimostra il fatto che dall'inizio del progetto di Genesi noi abbiamo assunto nel territorio a tempo indeterminato oltre 130 persone. Genesi nasce in concomitanza con l'entrata in vigore del Green Pass nei luoghi di lavoro, che ha portato alcuni operai del gruppo di Susegana ad essere assenti ingiustificati. All'interno di questo sito ci sono 1500 persone, soltanto 20 non hanno il Green Pass, quindi siamo nell'ordine dell'1,4%. Al momento non abbiamo preso in considerazione di pagare i tamponi. Parliamo ancora di economia, di produzione, perché c'è un ultimo appello al governo per il salvataggio di ACC. Una crisi strutturale è arrivata a un punto di non ritorno. La carenza di liquidità ha ridotto la produzione e per ACC il tempo è oramai agli sgoccioli. Dalla FIOM l'ultimo appello al governo per il salvataggio dello stabilimento di Villa di Mel, l'ennesimo, con un richiamo alle forze politiche e istituzionali, provinciali e regionali. Siamo arrivati a questo punto, e noi lo ribadiamo ormai da tempo, perché chi ha preso in carico l'azienda, cioè il Ministero dello Sviluppo Economico e quindi il governo, non hanno addivenuto a tutte le promesse fatte. Un'eccellenza nazionale dimenticata in un periodo storico in cui il comparto dell'elettrodomestico gode di ottima salute. E noi sappiamo, spiega Bona, che le fabbriche chiuse non si riaprono più. Noi abbiamo le nostre eccellenze, sulle nostre eccellenze noi dobbiamo puntare ed investire. Oggi ci sono a disposizione ingenti quantità economiche grazie al PNRR e ai piani europei. Io non capisco perché il governo italiano, e insieme al governo italiano mi permetto di dire anche la Regione Veneto, non si dotino di una politica industriale che individui quali sono i settori strategici e su quegli settori strategici investire ingenti somme o somme rispetto al PNR per creare lavoro qui. I lavoratori di ACC aspettano una soluzione perché questo è quanto è stato loro prospettato e gli impegni vanno mantenuti. Il Veneto, aggiunge Bona, deve far valere il suo peso specifico proprio in queste ore drammatiche. Rivolgo ancora un appello a tutte le forze politiche e istituzionali della provincia di Belluno, del Veneto, perché si faccia qualcosa per ACC. Sarebbe veramente come un omicidio industriale e non possiamo permettercelo. Allora, intanto ci arriva un'ANSA che ci dice che sull'autonomia differenziata per il Veneto i tavoli tecnici stanno lavorando. Resto fiducioso, parole del governatore Luca Zaia, del fatto che abbiamo dato disponibilità per riuscire a trovare la soluzione da portare avanti già entro fine anno. Lo ha detto Padova, il presidente della regione Luca Zaia. Per una vera autonomia noi vogliamo che sia una cosa solida, soprattutto da un punto di vista delle norme fiscali. C'è da capire perché qui c'è un non ci siamo, noi ci siamo, una frase che forse è stata raccolta malamente o erroneamente e ci è arrivata così. Comunque tutto quello che riguarda l'autonomia lo vediamo questa sera nella nostra fascia serale, appunto dopo la nostra informazione andrà in onda una puntata speciale con Luca Zaia, ospite di Ferdinando Varino, nostro vice direttore, per parlare di autonomia a 4 anni dal referendum che ha sancito la volontà dei veneti di arrivare ad avere un'autonomia che non è mai arrivata. Detto questo, noi ringraziamo tutti i nostri giornalisti che ci hanno permesso di arrivare nelle vostre
vostre case con le notizie dal Veneto. Ringraziamo Alessandro Costacurta e Renzo Rigon in regia, ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera. Buon pomeriggio.